Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Padova e Crotone arrivano al 12° turno della Serie B-Win da una settimana non facile. Il Padova ha ambizioni importanti, vincere significherebbe agganciare il vertice della classifica e dare continuità a una striscia di risultati che però continua ad alternare vittorie e sconfitte. Dal canto, forte del terzo posto in classifica e di una vittoria contro il Vicenza, lascia in panchina Osugi, reduce da una turbolenta lite con la fidanzata, e fa esordire Jelenic, sloveno prestato dal Genoa. Il Crotone, tra risultati utili e 2 vittorie consecutive, è in posizione di classifica più tranquilla, ma è scosso dopo l'aggressione subita dall'ex presidente Vrenna per motivi che nulla hanno a che fare con il calcio. Di tensione però in campo se ne vede poca. Per mezz'ora le due squadre sono impegnate soprattutto a tenere il proprio campo. Un tiro di Milanetto su azione di calcio d'angolo non trova il bersaglio, quindi il Crotone si fa finalmente notare con il 20enne Sansone, cresciuto nelle giovanili del Bayern, acquistato dal Parma e prestato ai calabresi, bravo a liberarsi bene e a concludere a lato con un tiro potente dai 30 metri. Al Crotone manca di sicuro un punto di riferimento importante come Djuric, assente per squalifica. Il Padova, ben raccolto senza pressare nemmeno troppo alto, lascia comunque pochissimo spazio. E quasi tutta la prima mezz'ora di gioco si risolve in uno sterile possesso palla. Alla mezz'ora Galardo, su azione di calcio d'angolo, indirizza un paio di metri di troppo alla destra di Perina. L'angolo giusto, nell'unica azione davvero pericolosa del primo tempo, lo trovano sempre Galardo, in inserimento da sinistra, e il brasiliano Khalil, pronto ad agganciare e a girare a bersaglio con precisione l'appoggio del compagno. Per il brasiliano di Guaxiupé è il primo gol stagionale che interrompe un digiuno che durava ormai da marzo. Il risultato si sblocca anche se le due squadre in campo non hanno fatto granché. E qui la colpa è del Padova, perché il gol sblocca il risultato, ma non sblocca certo i veneti, che temporeggiano senza reagire. Ed è un errore grave, perché agli squali basta un'altra dentata per chiudere il primo tempo con un doppio e fin troppo generoso vantaggio. Prima il Crotone manda in avanscoperta Florenzi, che con un gran tiro impegna Perina. Poi arriva quasi subito il 2-0. Ciano lavora un bel pallone sulla destra, appoggia Florenzi che si inserisce e angola uno splendido diagonale. Bella la combinazione, bellissima la conclusione dell'ex capitano della primavera della Roma, che vale il 2-0. Occorre un Padova completamente diverso e dal canto cerca di proporlo in avvio di ripresa, cambiando completamente la squadra, una vera rivoluzione. Mentre rivediamo ancora il gol di Florenzi, davvero molto pregevole per la precisione della sua conclusione. Con Lazarevic e Dramé al posto di Milanetto e Jelenic, il Padova per almeno una ventina di minuti prova a fare la partita. Dopo una bella punizione dalla lunga distanza di Khalil, i veneti riaprono i giochi. Lazarevic al 52esimo infila in modo violento Vintò nel corridoio e offre un delizioso centro per Cacia, che in spaccata insacca il gol del 2-1. È proprio a questo punto che si vede la versione migliore dei veneti, quella squadra che sa attaccare da sinistra, da destra, da centro e che crea molte opportunità da gol, soprattutto con fantasia. Una squadra che nel primo tempo non si era neanche lasciata immaginare. Ancora Cacia, sempre lasciato libero da Vintò, ha una grandissima occasione, clamorosa per il pari, ma l'attaccante spara alto da ottima posizione. Il Padova tuttavia si esaurisce qui. È un Padova che sembra diverso rispetto a quello del primo tempo, ma che attacca troppo poco e che soprattutto si spegne fisicamente nel finale. Florenzi, negli ultimi minuti di gara, si rende ancora pericoloso con un bel colpo di testa e al Padova non resta altro che recriminare per un aggancio al vertice fallito, mentre allo Scida si festeggia una terza vittoria consecutiva.